La Pasqua è propizia per rilanciare il fondo di solidarietà, un piccolo sacrificio personale per aiutare chi è nel bisogno e nella difficoltà. Ad annunciare l'iniziativa della diocesi di Pordenone, Concordia Sagittaria, Portogruaro è il vescovo Monsignor Giuseppe Pellegrini, che a distanza di poco tempo si vede costretto a far ripartire una raccolta fondi per aiutare le famiglie in crisi. È un segno, no? È un segno per noi e per la comunità cristiana e per le nostre comunità parrocchiali, perché mettendoci insieme e rinunciando a qualcosa di personale si può effettivamente fare qualcosa per gli altri. L'ultima volta che il fondo era stato aperto, grazie all'appello dei sacerdoti, fedeli e associazioni del mondo cattolico, si era arrivati a raccogliere ben 400.000 euro. Serviranno per accompagnare quei nuclei familiari che hanno perso il lavoro, a pagare rate di affitti e mutui e in un certo senso a far cambiare anche gli stili di vita. Indietro come prima non si potrà più tornare. La questione è stata trattata dal Consiglio pastorale diocesano, che ha proprio deciso unanimemente di dare nuovamente impulso a questa iniziativa. Non solo stranieri, ma sempre più famiglie friulane e venete, dividendosi la diocesi tra il pordenonese e il veneziano, chiedono contributi. Sempre di più italiani stiamo cercando di analizzare in profondità questo aumento degli italiani presso i nostri sportelli, per non esagerare le dimensioni del problema, ma anche per non sottovalutarle.